Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Com alguns sabreu, estic treballant aquí a Itàlia, he treballat tot aquest estiu en Escola de Vela, i els meus companys d'aquest estiu us recomanaran cadascun d'ells un llibre que els hagi agradat i que troben que l'hauríeu de llegir, i ens explicaran les raons per què els heu de llegir i per què els han agradat. I la primera en fer-ho serà la Hesta, que és irlandesa. Hesta, you can present yourself. So I'm Hester, I'm from Ireland, I'm 19 years old and I teach sailing instructing. And what do you study, Hesta? I study international and European law in the Netherlands. Wow, that looks so fancy. So, which book are you recommending to us? I would recommend one of my favourite books of all time, which is called Where the Crawdads Sing. It's by Delilah Owens. It's labelled as a murder mystery novel, but that wouldn't be what I would find the most important in it. It's a story of romance, of our human connection to nature, and it had a scene in it where she is the girl that it follows, who is an abandoned teen girl from North Carolina in the past. And there's a scene in the courtroom, and that was one of the reasons why I study law now, is because of that scene. Oh, really? Yeah. Oh, that's so nice. And yeah, one of my favourite books ever. Thank you, Hester, very much. No problem. You're so kind. You can say any words in Irish. Diagwit, Conasatoti. What does that mean? It means hi, how are you? Oh, nice. Bye. Bye, ciao, adios. No, adios no, it's in Spanish. Adeu. Adio. Adeu. Adio. Adeu. Adio. Adeu? No, Adeu. adeu. Adeo. Adeu. Doncs aquesta és la Rachel, també és irlandesa, però parla castellà i... Stop it! Són pesadíssimes. És irlandesa, parla castellà i italià perquè estudia llengües modernes, però ara mateix us ho dirà ella, i farà el vídeo en italià i ja ho subtitolaré tot. Ciao Rachel, come stai? Molto bene. Ti puoi presentare, per favore, un pochino? Chi sei tu, che cosa fai? Sì, mi chiamo Rachel, sono un'istruttrice di vela e durante l'anno faccio l'università e studio lingue. Che lingue? Italiano e spagnolo. E dove hai stato questo anno? Dove sono stata? Esatto. E ho vissuto a Granada, nel sud di Spagna. Oh, Ci ho fatto bello. l'Erasmus. E Rachel, che libro ci consigli? Allora, io consiglio un bellissimo libro di Tara Westover, si chiama L'Educazione e praticamente parla della vita di una ragazza che si chiama Tara e anche con i suoi fratelli Luke, Richard e Audrey. E fino a 17 anni non sa niente della vita perché non è andata a scuola, non va al medico, non fa niente e solo lavora con la sua famiglia e non sa niente del passato e di cosa sta succedendo nel mondo. E poi quando è un po' più grande e diventa un adolescente e scopre una cosa bellissima che è l'educazione, è proprio una rivelazione per lei e quindi questa cosa apre molte più opportunità per lei e scopre come diventare una persona nuova grazie all'educazione e vedere il mondo con occhi nuovi. Oh, è bellissimo questo Sì, libro. te Lo lo voglio consiglio molto. leggere. Sì. Oh, Rachel, grazie. Prego. Non lo conosci, come si dice, non lo conosci. Non conosco il libro. Non conosco il libro. Sì, è molto famoso, sì. Oh, grazie Rachel. Prego. Tu vuoi dire qualcuna parola in irlandese? Ho sentito Hester dire ciao, sì. E quindi io dico is even lum e shouldered. Mi piace fare la vela. Oh, brava. Grazie mille Rachel. Prego, Ti grazie amo, a voi. ti voglio tanto. E anche tu.